Questa è la storica latteria del paese di Miane e il bello è proprio che è immerso nella borgata del paese, quindi non abbiamo nessun complesso industriale. Era nata come la latteria sociale del paese, la latteria cooperativa, dove c'erano ben 267 soci solo a livello di questo paese, quindi tutte le famiglie che avevano origine contadina portavano ogni mattina il secchiello del latte e così sfamavano le famiglie. Infatti ancora al giorno d'oggi sia i cittadini del paese che comunque la gente che è andata a vivere in altre città, quando tornano qui hanno i ricordi da bambini che portavano il latte insieme al nonno, proprio con il secchiello del latte, e si ricordano ancora della sala lavorazione che è nello stesso posto. Abbiamo cercato di fare un negozio dove appunto vada a mostrare tutte le realtà che abbiamo, quindi sia la lavorazione sul formaggio, quindi un cliente qui può vedere tutte le fasi della lavorazione, che la stagionatura. Da generazioni noi continuiamo ad andare in alpeggio durante il periodo estivo, quindi produciamo anche i formaggi di malga e le mucche appunto possono andare a mangiare l'erba fresca e tutto per una parte dell'anno. L'azienda agricola invece Follina è seguita da mio papà, appassionato, perché per questi mestieri ci vuole una gran passione, è un altro ingrediente segreto per portare avanti questi mestieri antichi. La stalla appunto abbiamo negli ultimi anni fatto, oltre ad aver restaurato la latteria, abbiamo fatto un ammodernamento della stalla, quindi abbiamo sempre con progetti rivolti al benessere dell'animale, e abbiamo messo un robot di mungitura automatico in modo che quando vuole la mucca va a farsi mungere da sola senza aspettare i tempi dell'essere umano dalla mattina alla sera. Alla mattina alle 6:30 iniziamo in allevamento con la mungitura delle nostre vacche a Follina, dopodiché verso le 8 carichiamo il latte appena munto, lo portiamo qui in caseificio, lo mettiamo nella caldaia di lavorazione e lo riscaldiamo, lo portiamo alla temperatura di 36 gradi circa, aggiungiamo il caglio. Dopo un'attesa di circa mezz'ora il latte coagula, diventa una gelatina, noi la andiamo a tagliare con un apposito strumento detto lira, poi lo asciughiamo, lo facciamo asciugare la cagliata fino al momento desiderato e poi procediamo con l'estrazione dalla caldaia, manualmente la mettiamo nelle fasciere e andiamo a formare le forme di formaggio che il giorno successivo andranno in salamoia e poi in stagionatura per il periodo necessario alla maturazione del tipo di formaggio. Allora, produciamo diverse tipologie di formaggi, dai freschi come una cacciotta appena fatta sui 20 giorni fino a un mese e mezzo, poi passiamo a una latteria di 30-40 giorni, Michel, latte intero, poi il nostro prodotto di punta è il malga, prodotto nel periodo estivo in alpeggio a 1200 metri sul comune di Miane, malga Budui, poi un sottofino che la finiamo sui 30-40 giorni sul fino di montagna, quindi acquisisce il profumo e il sapore del fino proprio. Poi passiamo a un montasio, DOP, un capra sui 4-5 mesi, fino ad arrivare a un stravecchio di 2 anni, un'eccellente stagionatura di 2 anni.